Un 45enne, padre di 2 figli, ha perso la vita ieri in un terribile scontro frontale. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se il video ti piacerà, lascia un like e iscriviti al canale. In questo modo non ti perderai le notizie sulle vicende che colpiscono le strade sarde e inoltre potrai supportarmi, cosa per me fondamentale. L'incidente è avvenuto nella zona di Secca Saridele, a Quartu, a pochi metri dalla rotatoria di Fontaneddas. Roberto Basciu stava rientrando a casa sulla sua Kawasaki quando si è scontrato con un'auto che procedeva in senso opposto. Se ti interessa saperne di più, ci ho fatto un video apposito. Ho voluto citare questo recente incidente per porti una domanda. Perché le strade della Sardegna continuano a mietere vittime in ogni angolo dell'isola? Solo poche ore prima a Villa Simius, un 19enne è morto sul suo scooter dopo l'impatto con un'auto, mentre a Botida un 36enne ha perso la vita ribaltandosi per evitare un cinghiale. 3 comunità, Quartu, Villa Simius e Ilorai, sono oggi in lutto per la perdita di 2 giovani e un padre di famiglia. Il problema degli animali vaganti e la pericolosità di alcuni tratti stradali nel Sud Sardegna e nel Nuorese restano un'emergenza critica che richiede interventi immediati. Cosa deve succedere ancora perché la sicurezza stradale in Sardegna diventi una vera priorità? Commenta con la tua opinione e seguimi per restare aggiornato su notizie e problemi della nostra isola. Non è per niente bello dover raccontare giornate così buie per la nostra terra, con le comunità di Quartu, Villa Simius e Lorai strette nel dolore per la perdita di Roberto, Alessandro e Marco. Per questo la tua attenzione e la tua partecipazione sono fondamentali per mantenere alta la luce su un tema così urgente come quello della sicurezza stradale in Sardegna. Ed è proprio per questi motivi che io ti ringrazio e ti mando un abbraccione. Ciao e a presto.